Lo sapevate che esiste una pagina no profit creata da Alessandro Rizzo che è dedicata agli scordiensi nel mondo, cioè gli abitanti di Scordia, che è questo delizioso paesino, che sono dovuti partire da casa loro. Partire, l'immigrazione mi pare, immigrazione in questo caso è emigrazione dall'Italia, ma l'immigrazione mi pare sia un argomento in questo momento molto dibattuto, ma ci sono tanti anche italiani che sono immigrati adesso in altri paesi, per esempio gli scordiensi. Ebbene, Alessandro Rizzo ha creato questa pagina no profit dedicata agli scordiensi nel mondo. Mi pare una bella cosa, una pagina basata su simpatia, unione e riunione, e anche sul ricordo, la memoria, conservare la memoria del proprio paese, ecco, stando in terra straniera, cosa che non è comoda, dovremmo pensarci anche riferendoci a questi cari immigrati che vengono a trovarci e che dovremmo forse ospitare con la stessa dedizione che usano nei paesi dove andiamo noi, come per esempio gli scordiensi nel mondo. Bene, in bocca al lupo ad Alessandro Rizzo e a tutti gli scordiensi nel mondo. Io sono Maurizio Marchetti, nel caso vi interessasse. Un bacio a tutti. Lei è l'unico che può aiutarci a uscire da questa absurda follia. Claudio e Anna non si possono sposare. In che senso? Signor Sindaco... Zitto! Anna è la mia fidanzata. Loro sono 6 mesi che non stanno più insieme. È vero? Signor Sindaco, le stavo... Sedete a terra! Signor Sindaco, è arrivato. Fallo uscire. Adesso. Voi vi state muti tutte e tre. Tu soprattutto. Forza, venite qua. Bel sorriso. Doso! Tanaka-san, Doso! Tanaka-san. Mister Tanaka, carissimo. Ho il piacere di presentarvi Anna e Claudia. Inasuke desu ne? Promessi sposi. Carissimi ragazzi, grazie al vostro matrimonio, grazie alla nascita del clannolo, Mr. Tanaka qui presente ha già staccato un assegno di 5 milioni di euro. E pensate che il clannolo verrà lanciato in tutto l'Oriente. Voi siete pronti a diventare delle star del lontano Giappone? Gisello, prego. E voilà! Viva amore! No, ma è un manga, troppo bello! ちょっとすみません。ちょっと日本から電話で。Hai, è una telefonata importante dal Giappone. Giappone, venite che vi devo parlare, vi dico una cosa brevissima. A me non me ne fotte una beneamata minchia. Se voi state assieme oppure no, voi domani vi sposate, poi lanciamo il clannolo e poi incassiamo l'assegno. Dopodiché fate quello che cazzo vi pare. Quanto a te, fai passare un annetto, poi ti prendi la tua bella principessa e tutti vissero felici e contenti. Quanto a voi due, Gesello. Signori miei, i vostri genitori hanno fatto delle spese. Un castello? Le macchine nuove per l'azienda? Un abito da sposa? Un mutuo ventennale al tasso del 4%. Adesso, se salta tutto, salta il finanziamento e i primi a finire col culo per terra chi saranno? I vostri genitori. Signori miei, ragazzi miei carissimi, questo è l'amore. Felicitazioni vivissime. Mister Tanaka! Come avete detto che vi chiamate voi? Giammarresi, Arturo Giammarresi, Don Carlo. Bravo. Grazie. A chi sto? Pensaci tu. Cari amici, è una giornata speciale, perché grazie agli amici americani a Crisapullo è arrivata la democrazia. Gli americani, andiamo! Andiamo! Che bisogno c'è di mettere mano alle armi quando siete in mezzo all'amici? Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. È fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso. Are you sure you guys want to be dangerous? No, non è come sembra, non è come sembra. Non c'è nulla tra noi tre.
Non lo capisci quello che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Anch'io sono in guerra per amore.